due gli step in cui si procederà. Si inizia sabato, cosa verrà effettuato? Allora, abbiamo previsto la chiusura dell'autostrada, ottenuta appunto autorizzazione della società stessa, che ci ha garantito la chiusura sia in entrata che in uscita per il giorno sabato 6 luglio, dalle ore 22 del sabato alle ore 6 della domenica. Contestualmente, negli stessi orari e lo stesso giorno sarà chiusa, cioè sarà interdetta la viabilità anche in via Moggia, in corrispondenza del cantiere. E per il giorno successivo invece, quindi dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del lunedì, verrà chiuso solo in entrata il casello dell'autostrada e quindi la viabilità in via Moggia riprenderà regolarmente. Diciamo che i disagi maggiori si potrebbero avere nella notte tra sabato e domenica, sono stati coinvolti comunque anche gli altri comuni sui quali verrà comunque deviata il traffico. Assolutamente, abbiamo fatto le comunicazioni ai vari comuni di Carasco, Cogorno e Chiavari e anche a tutti gli enti di soccorso, e quindi il 118, Vigili del Fuoco saranno in servizio in prossimità del cantiere due unità della nostra polizia locale, e ci sarà anche la collaborazione da parte dei volontari della protezione civile per gestire appunto al meglio eventuali situazioni di traffico. Questi provvedimenti sono necessari per proseguire con i cantieri, nello specifico che cosa verrà fatto? Si procederà alla disposizione dei sottoservizi e di conseguenza saranno interventi che coinvolgono fognature, acquedotto e luce sostanzialmente. L'idea appunto è stata quella di coinvolgere le varie ditte nella stessa notte per evitare ulteriori chiusure, e abbiamo appunto utilizzato questo weekend in considerazione del fatto che questo è un incrocio molto frequentato soprattutto dal traffico pesante durante la settimana, e in considerazione anche del fatto che a Lavagna per questo weekend non sono previste grosse manifestazioni, quindi abbiamo tenuto conto anche dell'aspetto turistico.